Buonasera ragazzi, abbiamo preso giusto in tempo il tramonto, un po' nuvoloso da questo lato, però poi dall'altra parte in realtà non ci sta nulla, è solo questo lato qui dove ci sta il tramonto, quindi abbiamo beccato giusto il sole a nascondersi dietro a questa montagna. Oggi qui ragazzi fa caldissimo di nuovo, non è cambiato nulla, perlomeno a Salerno ragazzi fa caldo un'altra volta. Ieri mi sembrava, l'altro ieri un sogno quasi, stare a 23 gradi, già oggi si muore da caldo. Anche il mare, come potete vedere, si vede bene anche la discavo, quello che va a Capri, si vede abbastanza bene. Se vi faccio l'ingrandimento, lo potete vedere, eccolo qui l'aliscafo, questo è quello che va a Capri, Ischia, poi non lo so questo qua qual è, però va lì sicuramente. Questo è uno da crociera per queste destinazioni. Penso che sia l'ultimo, poi alle 9 ci sta l'ultimo che ritorna, quindi però il sole è più bello da guardarsi invece del mare. Sta in mezzo alle nuvole, però una bella immagine. Questa diciamo è ingrandita, però la possiamo anche rimpicciolire, eccolo qua. Andiamo un altro pochino, ecco. Finita la sezzonella come diciamo noi, incomincia di nuovo il caldo. Sono stati 2 giorni bellissimi, ma è venuto. Si ritorna a caldo di prima, ragazzi. Ragazzi, buonasera a tutti e ci sentiamo sul canale. Ho fatto la diretta giusto per beccare questo sole che si nascondeva. Quindi ho visto che stava tramontando, ho detto mo lo becco. E così è stato a finale. Ci stanno queste nuvole un po' nere, però ragazzi, secondo me non faranno nulla. Ieri stava tutto il tempo così e poi ha fatto 2 gocce d'acqua. Però in compenso ci stava un vento, oggi nemmeno quello. Quindi ci sentiamo più tardi sul canale ragazzi e buona sera a tutti.